La proposta di riforma della PAC, Politica Agricola Comune, per il periodo 2028-2034 solleva forti preoccupazioni. A lanciare l'allarme Federico Caner, assessore all'agricoltura della Regione Veneto, che denuncia un impianto normativo miope e ingiusto, incapace di cogliere la reale complessità dell'agricoltura italiana ed europea. Tra i punti critici, Caner evidenzia i tagli per quasi 90 miliardi di euro a livello europeo, l'abolizione del sistema a due pilastri e l'introduzione di un fondo unico nazionale, privo al momento di criteri chiari. Ma ciò che appare più grave, spiega l'assessore, è l'intenzione di escludere dai contributi diretti i pensionati agricoli ancora attivi, una misura che andrebbe a colpire in modo diretto una parte fondamentale della base produttiva. In Veneto, osserva Caner, su 55.000 domande di contributo, oltre 23.000 provengono da agricoltori over 65. Parliamo di piccole realtà familiari, spesso situate in territori fragili e difficili, che rappresentano oltre il 40% del sistema agricolo regionale. Tagliarli fuori significa compromettere la tenuta economica e sociale di intere aree rurali, con una perdita stimata in almeno 40 milioni di euro l'anno solo per il Veneto. Secondo i dati Istat, nella sola regione si contano 132.000 pensionati agricoli, con una pensione media mensile di 885 euro. Di fronte a queste cifre, Caner denuncia il rischio di un effetto domino, l'abbandono progressivo delle campagne, il mancato ricambio generazionale e l'ingresso di modelli estranei alla tradizione agricola locale, tra cui cibo sintetico e manodopera a basso costo da paesi terzi. La Commissione europea parla di sostegno ai giovani, conclude l'assessore, ma poi propone incentivi risibili, come i 3.000 euro annui per chi si dedica a culture di nicchia. È una contraddizione in termini. Come regione saremo al fianco dei nostri agricoltori per contrastare ogni deriva che metta a rischio il futuro della nostra agricoltura e porteremo la nostra voce anche in sede europea, dove certe decisioni non possono passare nel silenzio.